Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Andrea De Piero è uno dei 50 volontari partiti con la carovana delle Iene sabato ed è stato l'ultimo a ripartire dalla Polonia. Da lì ha portato due ragazze, entrambe dirette a Mestre. Il confine viene attraversato di notte quando non bombardano, ci racconta. Ho visto tanta diffidenza ma anche tanta gratitudine. Sentiamo la sua testimonianza. Andrea, tu sei stato uno dei 50, degli oltre 50 che sono partiti dallo stadio con la carovana delle Iene sabato e che si è diretta in Polonia per recuperare dei cittadini ucraini, dei profughi ucraini che volevano scappare di fatto dalla guerra. Perché hai scelto di partire? Perché mi sono svegliato la mattina e nel leggere le notizie online ho letto di questa iniziativa delle Iene di cui non sapevo nulla fino a sabato, era già tanto che volevo fare qualcosa e niente, da lì a preparare la valigia è stato un attimo. E via, partire con la macchina diretto verso la Polonia. Da qui abbiamo detto siete partiti in 50 e poi com'è andato il viaggio? Cosa è successo? Beh, il viaggio è stato intanto un viaggio lungo, siamo arrivati in una tappa intermedia a circa 3 ore dal centro profughi per dormire, io personalmente non ho chiuso occhio. Troppa caffeina, troppa emozione, la mattina siamo ripartiti, abbiamo raggiunto il centro profughi, tutti molto carichi di aspettative, tutti molto stanchi anche però dal lungo viaggio. Quindi voi siete arrivati sul confine, però là avete avuto una sorpresa. Vi aspettavate che ci fossero dei cittadini ucraini pronti a salire di fatto, a venire in Italia, invece così non è stato. Allora sì, così non è stato, non è andata la comunicazione da parte di chi ci aveva fornito le informazioni, non parliamo di istituzione, parliamo di un singolo individuo che è importante, non erano state proprio chiarissime, avevano detto che effettivamente c'è un clima di estrema incertezza e sì, lì l'incertezza la fa assolutamente da padrone, però è solo una questione di aspettare, bisognava soltanto attendere, io sono stato l'ultima macchina a venire via insieme all'altra dove c'era anche l'inviato delle Iene, per cui ho visto veramente tutto dall'inizio alla fine. Chi è rimasto è sempre tornato con qualcuno. E di fronte chiaramente vi siete trovate donne, bambini di qualsiasi età terrorizzati. Sì, non so se terrorizzate è la parola giusta, sicuramente molto diffidenti. Cioè, fa strano, però tante delle persone che erano dentro, che erano lì per andare in Italia, l'hub è diviso per settori a seconda della destinazione preferenziale di chi è all'interno, e comunque non volevano salire con noi perché loro avevano un'altra destinazione. Perché? Perché non si fidano. Tu ti fideresti? Non si fidavano e quindi mettere insieme domanda e offerta non è così banale, per niente. Tu alla fine chi hai portato in Italia? Io alla fine ho portato in Italia 2 ragazze, una 27enne insegnante di inglese che ci ha tolto la barriera linguistica per fortuna, e sua cognata di 10 anni più giovane, che non erano lì al lab ma stavano scappando da Kiev, le abbiamo attese, abbiamo avuto notizie che c'era questo gruppo perché facevano parte di un altro gruppo un po' più numeroso, anche se loro erano da sole poi in realtà, quindi le abbiamo attese fino all'ultimo. E storia nella storia, insieme a me c'era una corrispondente di guerra che stava rientrando anche da Kiev e che tra le altre cose voleva proprio scrivere del viaggio di ritorno di 2 profughi, per cui è stata, quando pensavo che il viaggio stesse finendo se ne è aperto un altro. E loro volevano venire in Friuli proprio, oppure in Italia? Loro hanno degli amici qui in Italia, non abbiamo capito bene dove, però erano disposte, a differenza di altri che invece ci hanno detto di no, erano disposti a un'accoglienza temporanea nel lab predisposto dalla Regione Veneto, in quel di Mestre, e quindi intanto fare il primo passo. Ma la parte incredibile di queste ragazze è che la famiglia le ha cacciate di casa praticamente, cioè, quando è scoppiato il conflitto le ha detto andatevene, e loro hanno resistito fino all'ultimo, dal primo giorno, non volevano andare, per cui veramente stavano male per questa cosa. Chi volesse partire per andare in Polonia, in Ucraina, insomma nelle zone di confine, in Ungheria, nelle zone di confine appunto con l'Ucraina, cosa deve tenere a mente? Allora, io sono partito agganciandomi ad un'organizzazione, non sarei partito da solo, sapendo di venire qui da te oggi, ho chiesto informazioni per completare quelle che mi mancavano. Allora, intanto pianificare.
Quindi partite contattando il sindaco della vostra città, ditegli cosa volete fare in modo da avere una base d'appoggio e delle indicazioni chiare su come andare. Agganciatevi a qualche associazione per trovare un interprete, dovete avere qualcuno, un volontario che possa venire con voi, quindi una macchina singola la vedo difficile, piuttosto un gruppo di veicoli all'interno del quale c'è l'interprete, perché è l'unico modo per rompere questo muro di diffidenza. E poi siate pronti all'incertezza, siate pronti ad arrivare lì ed andarvene in un secondo, così come andarvene 2 giorni dopo, come è capitato a me. Guarda, ti racconto soltanto che arriviamo lì e non c'erano i profughi, ma quando siamo tornati indietro, Angelo, questa persona della protezione civile che non smetterò mai di ringraziare, ne aveva altri 30 che sarebbero saliti subito se ci fosse stato il pullman. È a ondate che si muovono tipicamente di notte, perché di notte non bombardano. Lo rifaresti? Dimmi solo quando. Sì. Andiamo a Udine, dove è stata inaugurata oggi la mostra Look Up, in cammino da Aquileia al passo di Monte Croce Carnico, con foto storiche ed opere d'arte di grande valore, tutte incentrate sul tema religioso. Ha seguito per noi la presentazione Isabella Gregorato, con cui ci colleghiamo. A te. Inaugurata oggi al Museo Etnografico di Udine la mostra progetto Look Up, la riscoperta del patrimonio culturale, artistico e religioso transfrontaliero in Tirolo orientale, Friuli e Vicenza. Ne parliamo con il sindaco Pietro Fontanini, un progetto Interreg molto importante che avvicina praticamente alla conoscenza della cultura religiosa, della sua presenza soprattutto qui in Friuli. Sì, questo è un esempio in questa sala di che cos'è la cultura religiosa negli anni passati in particolare, quindi 1300, 1400, 1500, queste statue lignee che sono state recuperate grazie ai coniugi Ciceri e che ce le hanno regalate a noi, al comune di Udine, questo museo etnografico, per ricordare la cultura religiosa del popolo friulano. È una cultura antica che parte da Aquileia chiaramente, ma che poi si diffonde su tutto il territorio e tocca anche la città di Udine, perché la città di Udine ha dei luoghi religiosi importanti. La chiesa di Santa Maria in Castello, che è la chiesa più antica della città, la chiesa di San Francesco, il Duomo, sono luoghi in cui vengono ancora racchiusi dei grandi esempi di cultura religiosa. Io devo ringraziare gli amici che hanno contribuito a questo progetto Interreg, e cioè il Tirol, la provincia di Vicenza, perché grazie al finanziamento che abbiamo ottenuto abbiamo potuto rifare l'illuminazione della salita al castello di Udine da piazza Primo Maggio, per dire uno dei tanti lavori che abbiamo fatto. È un'opera, ripeto, finanziata a noi eravamo lead partner e oggi concludiamo in pratica questo percorso dei cammini religiosi che vedono la città di Udine protagonista insieme all'Austria e insieme anche alla zona del Veneto occidentale, la provincia di Vicenza. Mai come in questo momento è importante il messaggio che viene lanciato dal Friuli. Sì, è un messaggio di pace, perché la religione è pace, è amore nei confronti del prossimo. In un periodo in cui ci sono le guerre è chiaro che queste cose sono importanti. Ecco perché invito le persone a venire a visitare questa mostra qui al Museo Etnografico. Siamo in via Grazzano, vicinissimi a piazza Garibaldi. È un museo molto importante perché parla delle tradizioni del popolo friulano, in questo caso della tradizione religiosa. Con noi anche l'assessore alla cultura Fabrizio Cigolotto. Lei tiene particolarmente a questo progetto, un progetto che mette in luce, no? Praticamente tutti i camminamenti, le bellezze, al di là appunto di quello che è raccolto in questa sala, tutte le, sì, no? Fa parte della collezione Ciceri. La collezione Ciceri, la collezione Perusini, però è importante questa mostra, come ha già anticipato il signor Sindaco, perché vedete anche queste opere che ci circondano, no? Qui si vede che c'è una matrice friulana,
Carnica, Canal del Ferro, però si vedono influssi del mondo tedesco, del mondo slavo, del mondo veneto. Quindi, una in particolare del 1300 proprio alle sue spalle. Alle mie spalle si vedono chiaramente, quindi qui si capisce questa dimensione del Friuli che non dialoga solo al proprio interno e con le proprie comunità, ma è una regione che si apre a tutto il contorno e arriva molto lontano. Una cosa che abbiamo messo in luce con questo progetto Look Up, che i primi pellegrinaggi avevano come destinazione non Roma, ma Aquileia, cioè talmente importante era la città di Aquileia, la sede religiosa di Aquileia, che dalla Polonia, dalla Pannonia, dalla Germania venivano giù per giungere ad Aquileia, e questo percorso via Montecroce Carnico o anche attraverso il percorso del Canale del Ferro Valcanale, perché Lussari, eccetera. Quindi è importante, secondo me, venire a visitare questa mostra, non solo per conoscere questi luoghi che sono ma anche tutto il contorno, quindi gli ospitali dove i pellegrini venivano a Piano d'Arta, a Maiano, si conoscono il modo di vivere dei pellegrini, si conoscono tanti aspetti legati appunto a chi gestiva questi ospitali. Per esempio stavo pensando ai 3 ordini cavallereschi, i Templari, i Teutoni, i Giovanniti, cioè sarebbe l'ordine di Malta. Cioè abbiamo una storia qui, è come un vaso di Pandora. Quando uno viene qui dentro e comincia a prendere in esame un'immagine, una statua, una fotografia, un ex voto, la bandiera di una delle confraternite che avevamo tantissime qua in città, scopre un mondo. Per questo io sottolineo l'importante che uno dei posti più belli, vi ringrazio di essere qui, che uno può visitare proprio per conoscere il ricco patrimonio di questa nostra civiltà friulana. Bene, ringraziamo anche l'assessore alla cultura del Comune di Udine Fabrizio Cigolot, quindi dal Museo Etnografico via Grazzano a Udine. Tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie alla nostra Isabella Gregoratto, facciamo una piccola pausa per la pubblicità, poi ci ritroviamo in diretta da voi la linea. Bentornati in diretta da voi la linea. Andiamo a Pordenone, dove il servizio navetta verso l'ospedale civile è stato soppresso dall'azienda sanitaria. I cittadini, tra cui anziani e disabili, sono sul piede di guerra. Vediamo. Buongiorno da Pordenone, siamo con Giovanni Rampogna, il cittadino. Lui è un po' l'anima, l'espressione di quanto succede in città e anche nei quartieri. Grazie e benvenuto. Grazie a voi. Dunque, qualche mese fa avevamo sollevato il caso, era partito con il piede giusto questo bus navetta che accompagnava anziani e non soltanto gli anziani, da una parte diciamo così della città fino all'ospedale. Da un certo punto di vista è un servizio molto efficiente, però alla fine poi è scomparso. Lei ha scritto una lettera alla direttore generale, a distanza di qualche mese le ha risposto. Ecco, che cosa è emerso in questa lettera? Ma la lettera, dal contenuto cortese e sincero, ha dato delle spiegazioni in merito alla soppressione della navetta, però non hanno detto la rimettiamo, perché noi come anziani e ammalati rivendichiamo il ripristino del servizio navetta dai parcheggi all'ospedale, perché è un servizio e il servizio va trattato come tale, non va fatto come un'azienda. Il servizio è all'interno dell'azienda ospedaliera, però la direzione che mi ha risposto, che ci ha risposto, non mette nelle condizioni i cittadini di sperare in un servizio navetta. Possiamo leggere il contenuto di questa lettera? Ma credo di sì. Allora, gentile signor Rampogni, in riferimento alla sua segnalazione, scusandoci per il ritardo della risposta, abbiamo chiesto chiarimenti al direttore della struttura complessa direzione amministrativa dei presidi ospedalieri. Di fatto, sintetizzando, che cosa dice? Dice che si rileva che il servizio navetta era stato istituito durante la costruzione del nuovo parcheggio di via Montereale, considerato che l'unico parcheggio pubblico in viale Rotto era più distante e che il percorso pedonale, data l'area del cantiere, era piuttosto tortuoso. Il servizio, loro specificano, è vero che accompagnava gli utenti con difficoltà deambulatorie fino all'ingresso
dell'ospedale, non all'interno dell'area ospedaliera, però dicono. E loro dicono: l'utente con difficoltà di deambulazione può comunque accedere in auto, quale conducente o trasportato, nell'area ospedaliera. E inoltre in corso di valutazione una modifica al regolamento dei parcheggi ospedalieri al fine di consentire l'accesso veicolare all'area ospedaliera agli utenti che hanno più di 84 anni. Sì. Cordiali saluti, ecco, sì. Questa risposta la soddisfa? No, assolutamente, perché noi rivendichiamo il ripristino della navetta dai parcheggi all'ospedale. Poi se l'utente vuole entrare in macchina all'ospedale sono problemi suoi. Noi rivendichiamo questo trasferimento in navetta, che i cittadini parcheggiavano la macchina nei parcheggi appunto, e quindi salivano sulla navetta e entravano in ospedale, fino all'entrata dell'ospedale. Quindi quel tragitto va ripristinato alla navetta, non prima o dopo, assolutamente no. La direzione, con la sua lettera, che è convinto di farci un piacere, invece si allontana da un servizio logico e senz'altro indispensabile per voi. Indispensabile, ecco. E a questo punto lei ha raccolto anche un po', diciamo così, le doglianze, sì. I sentimenti insomma di arrabbiatura proprio, sì, di queste persone. Ecco, certo. Che cosa le dicono le altre persone che sono state, diciamo così, private di questo servizio? Sì, rivendicano proprio. Arrabbiate, immagino. Ma certo, sono arrabbiati e vogliono il servizio navetta, perché le persone come noi, che sono anziane eccetera, devono avere un servizio logico, utile, non può essere una carità, non può essere un disservizio. Ecco, a questo punto la direzione ospedaliera ha risposto alla sua lettera. Sì. Finisce qua o andrà avanti? Ma io credo di andare avanti, perché ma è logico, un'azienda ospedaliera come quella di Pordenone non può prendersi questi lussi di sopprimere servizi utili ai cittadini. I cittadini pagano le tasse e devono essere serviti. Ecco, andrà avanti in quale modo? Scriverà nuovamente o metterà anche di mezzo un legale, un avvocato, per vedere, insomma, di portare a casa un risultato che possa soddisfare tutti? Adesso vedremo come impostare la situazione, ma certamente non ci fermiamo a questo punto, andremo avanti con educazione, però con cipiglio senz'altro. Da Pordenone è davvero tutto, io ringrazio Giovanni Rampogna, il cittadino. A voi la linea. Grazie ad Alberto Comisso. Ed ora parliamo della storica ditta Tonutti Tecniche Grafiche, che è in trincea per quello che concerne l'aumento esponenziale del costo dell'energia, nel caso specifico quello del metano. L'ha visitata per noi Daniele Paroni. Maria Teresa Tonutti, l'amministratore delegato dell'omonima azienda di Fagagna. 100 dipendenti, il fatturato non è mai arretrato neanche in piena pandemia, adesso c'è la guerra che vi crea che problemi? Ma diciamo che il principale problema è dato dalla reperibilità delle materie prime. Noi abbiamo, fortunatamente fatto dei piani già lo scorso anno, perché la previsione, certo non della guerra, ma la previsione di difficoltà c'era lo scorso anno. E quindi abbiamo fatto dei piani che ci hanno permesso di approvvigionare la materia prima con una certa regolarità, anche se con tempi che sono decisamente più lunghi rispetto ai nostri normali. Ecco, questa è la prima difficoltà, quindi, che riscontriamo anche nei nostri clienti. Cerchiamo di superarle. Ovviamente abbiamo cercato di superarle in tutti i momenti di difficoltà, la pandemia è stato molto difficile, però oggi la guerra è una condizione anche psicologica, una difficoltà per anche i dipendenti di essere aggravati nei costi del loro quotidiano, e quindi è ovvio che le aziende sono gravate dai costi fortissimi della elettricità, del metano, eccetera, quindi nella gestione dell'azienda, e il costo della gestione di uno stabilimento, il nostro poi è fortemente energivoro, perché le macchine, le attrezzature che abbiamo, le rotative e tutte le macchine che abbiamo per produrre sono macchine che richiedono
dei consumi energetici e di metano molto alti, ovviamente questi sono aumentati del 150%, cioè stiamo parlando di una cosa che non è assolutamente in un ordine di normalità o di potenzialità di poter essere recuperata anche con dei semplici, chiamiamoli semplici, aumenti riversati sul nostro cliente. Credo che in questo momento si debba fare appello o si dovrebbe fare appello ovviamente a un aiuto alle famiglie e alle aziende che non può essere che arrivare dal governo. Cioè noi tutto quello che possiamo fare all'interno lo stiamo facendo, diciamo la forza della nostra azienda è quella di avere una struttura, un'organizzazione e un gruppo di lavoro, tutti dipendenti molto uniti, molto coesi, che lavorano insieme per superare la difficoltà del momento, e questo secondo me costituisce una grande forza nostra. Poi è ovvio che qui si sta parlando di una situazione, di una criticità che ci porta a lavorare con visibilità cortissima quasi alla giornata, e quindi è molto impegnativo dal punto di vista proprio anche psicologico, devo dire. Senta, i vostri fornitori sono le cartiere anche? Sì, i nostri fornitori diciamo sono secondariamente, nel senso che noi ci riforniamo da diciamo produttori non di carta ma adesivizzatori, quindi il nostro materiale principale, materia prima principale è la carta adesiva, perché facciamo etichette adesive e facciamo etichette in film plastico. Quindi l'etichetta, la carta adesiva è in grossa difficoltà perché ci sono degli scioperi da mesi che si stanno protraendo da mesi in Finlandia, dove è il paese primario produttore di carta specifica per etichette. L'imballaggio in questo momento è in forte difficoltà perché la richiesta era molto alta, perché in realtà sembrava ci fosse una ripartenza del mercato con richieste importanti, ma non supportate dalla possibilità di ricevere sufficiente materia prima. Quindi è chiaro che tutto questo ha portato sia a rallentamenti sia a disagi molto forti. Riuscite a evadere gli ordini? Li evadiamo gli ordini, per ora fortunatamente siamo sempre riusciti, non ci siamo mai fermati. Chiaramente li vengono evasi con un ritardo diciamo anche importante, non eravamo abituati diciamo a queste tempistiche. I nostri clienti sono considerati da sempre dei partner, quindi dall'anno scorso che stiamo organizzando diciamo le consegne e gli arrivi delle materie prime, anche a volte dando diciamo dei suggerimenti di modifica di materia prima, quindi cercando delle alternative che possano essere pari dal punto di vista della qualità, per cui diciamo al nostro cliente: se non c'è il materiale di tipo A cerchiamo di compensare col materiale di tipo B, se non ci sarà il supporto in glassine compenseremo col supporto in PET, e quindi la velocità da parte del cliente di rispondere per dire o da una parte o da un'altra noi comunque supportiamo il nostro cliente. Ecco, questo è quanto. Loro so che comunque la difficoltà ce l'hanno con l'alluminio, ce l'hanno con la plastica, le gabbiette, appunto le capsule e purtroppo anche i cartoni, perché in questo momento il settore della carta e del cartone subisce anche quello un forte rallentamento e quindi mancanza anche di cartoni. Siamo in chiusura, vi ringraziamo per l'attenzione e vi ricordiamo il prossimo appuntamento con informazione alle 16:30. Buona giornata.